la settima giornata di Serie A di fronte Hammers contro i capolista della Ragnatela Pub. Severini in possesso di palla, se ne va in dribbling, prova col sinistro, fuori non di molto il tentativo. Ragnatela in avanti, qui in pressing sugli Hammers, palla recuperata da Enrico Paresce, che da lì non sa proprio sbagliare. 10° gol in campionato, la Ragnatela Pub in vantaggio 1-0 sugli Hammers. Gallo col sinistro, bella parata del portiere della Ragnatela, ancora Gallo, ancora respinto. Severini, la calcio di punizione sta per partire, rassoterra deviato, la sfera rimane lì e la Ragnatela in qualche modo si salva. Gallo col sinistro, salvato sulla linea. I Hammers che continuano nella loro pressione alla ricerca del pareggio, che arriva col tiro di Latini, probabilmente deviato, spiazza il portiere della Ragnatela. Siamo 1-1, ha segnato Latini. Hammers non paghi del pareggio, provano ancora ad attaccare con Gallo. Gallo controlla, va col sinistro e incrocia alla grande. Beffato ancora il portiere della Ragnatela Pub. 2-1, Hammers in rimonta sui primi in classifica. Ragnatela Pub sorpreso, prova ad attaccare. Attenzione a Placido che viene servito in area di rigore. Placido! 2-2, pareggio immediato della Ragnatela Pub. Placido corre verso il centrocampo, non vuole perdere tempo. 2-2. Ragnatela Pub in avanti col tiro dalla distanza deviato e sotto porta la zampata di Paresce. 3-2, nuovo vantaggio della Ragnatela Pub, ancora Paresce, 11° centro in stagione. 2-3, difesa apertissima per gli Hammers. Adesso Ragnatela Pub con tantissimo spazio, c'è Placido, troppo facile per Placido fare 4-2, chiudere il match per i suoi primi in classifica. Rimontano gli Hammers. Tiro da centrocampo, ma finisce qui. C'è il triplice fischio del direttore di gara. La Ragnatela Pub soffre le pene dell'inferno ma riesce a vincere per 4-2 con le doppiette di Placido e Paresce, rimanendo attaccata alla vetta della classifica.